pallone per la schiacciata subito volante di Cristian Mekovulo. Va a realizzare il -1 per la formazione ospite. Grande backdoor di Sokolovski. Si ritorna da Imbro che arma la mano di David Logan da 3 punti. E allora la Vanoli ha l'opportunità di stringere ancora di più il gap tra le due formazioni. Si gira Williams, appoggia il tabellone, va a realizzare di Poeta che lancia subito per Marcus Lee. Inizia come meglio non poteva la gara del 24 cremonese. Imbro nell'angolo per Chillo, poi di nuovo Imbro, spara la tripla. Ancora una penetrazione, ancora un canestro di Curno. Poi il punto esclamativo di Jervis Williams dal palleggio, il polletto con il 2-0, alza la parabola, morbidissimo nel tiro, l'arcobaleno. Però intanto Cremona è tornata lì e a proposito di punti esclamativi poi si affida al post a Nicola Chele, ancora Logan fuori equilibrio. Che fenomeno, David Logan. Inizia però con il piede giusto, Fabio Mian. Arma la mano di Achele dall'arco, ancora Nicola Chele che ritrova il suo massimo vantaggio, più 15. La risposta, Fabio Mian. Ancora una palla persa di Cremona, ancora una corsa della De Longhi di Treviso, ancora Matteo Imbro da 3 punti, esplode la gioia della De Longhi. Poi va a servire Palmi, gran scarico per Marcus Lee. E a livello di schiacciate Cremona però non ha cambiato lo spartito rispetto alla gara con Cantù. Fondamentalmente non è più pericoloso. Poi si carica 1 contro 1 e arriva Marcus Lee. In qualche modo proprio lo stesso Williams riarma la mano di Tolton Holmes. 8-4-7-7, punteggio davvero alto, il furto di Russell, il pallone di nuovo per David Logan che va a realizzare -6 con la palla in mano. Williams prova a buttarsi dentro, l'appoggio con la mano sinistra, bruciando David Logan in 1 contro 1. 4 secondi deve inventare il veterano della De Longhi e signori, inventa con la ciliegina. Arriva il successo della formazione di Massimiliano Menetti, 101-90, il quinto successo in campionato.